Sabato 29 aprile. Buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. In apertura la cronaca. È bastato che urlasse alla moglie di portare il fucile per mettere in fuga i ladri, che si erano appena introdotti in casa sua. Il tentativo di furto l'altra sera a Curnardo. Attorno alle 22:30, in via Castelvecchio, una banda composta forse da 6 persone, secondo la testimonianza dei padroni di casa, ha tentato la rapina in villa con un trucco: suonare al citofono 2 volte a breve distanza di tempo in modo da fare uscire il padrone, così da avere qualcuno all'esterno e la porta aperta. Ma il cunardese, pur trovandosi di fronte uomini armati di spranghe, bastoni e corde, ha avuto la freddezza di affrontarli in giardino, urlando alla moglie di prendere un fantomatico fucile. Non appena hanno sentito l'inequivocabile richiesta, gli incappucciati se la sono data alla fuga. Spostiamoci ad Arona, dove un'altra banda, composta da 10 nomadi, è stata invece fermata dai carabinieri. Tutti di etnia Sinti hanno colpito sia in Lombardia sia in Piemonte, mettendo a segno almeno 15 colpi in abitazione che avevano fruttato circa 300.000 euro. Per loro sono scattati gli obblighi di dimora e di permanenza notturna nei loro alloggi e di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione è stata effettuata dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arona. Le ordinanze di misura cautelare sono state emesse dal GIP del Tribunale di Novara. Per i militari questa banda è responsabile anche di truffe ai danni di anziani, ricettazione e riciclaggio e falso. Varese. Da questa mattina è riaperta in parte la bretella che collega all'Autolaghi. Sentiamo Marco Raimondi, immagini dell'agenzia Blitz. Metà è pur sempre meglio di niente. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno oggi a Varese. Questa mattina infatti è stata riaperta la bretella che collega il largo Flaiano con l'autostrada A8. Non è stata però aperta, come d'altra parte era stato ampiamente previsto e annunciato, interamente, ma soltanto per metà, e cioè in una sola direzione, dal centro verso l'autostrada. Nonostante la presenza del cantiere, infatti, le auto riescono a passare su una corsia e a superare quello che era il punto di chiusura sull'altro lato del blocco all'altezza dell'Esselunga. Questa è la situazione che rimarrà tale almeno fino al 31 luglio, anche se è già stato anticipato che per entrare a Varese senza perdere troppo tempo gli automobilisti dovranno aspettare almeno fino a fine anno. Non si placano le polemiche sul 25 aprile ad Azzate. È stata ufficialmente inviata al governo dal senatore Dem Alessandro Alfieri la richiesta di sciogliere il gruppo di ultradestra Dora. Spiega Alfieri: come gruppo del Partito Democratico al Senato abbiamo deciso di intervenire nuovamente, con determinazione, rispetto agli episodi di intimidazione da parte della comunità neofascista dei 12 Raggi. È successo nuovamente durante le celebrazioni del 25 aprile organizzate dal comune di Azzate e siamo preoccupati che la situazione possa peggiorare nelle 2 settimane finali della campagna per le elezioni comunali. Lutto nella sanità lombarda e anche varesotta. È scomparsa Elisabetta Fabbrini, direttore generale della ASST Nord Milano, che dal 2011 al 2015 è stata direttore amministrativo dell'ospedale di Busto Arsizio e prima ancora, dal 2008 al 2011, al Sant'Antonio Abate di Gallarate. Una festa tutta arancione. Azzate rispetta la tradizione. Oggi al Belvedere il paese ha celebrato la giornata dei reali olandesi. Ce ne parla Marco De Ambrosis. Azzate si è vestita di arancione, viene archiviata come un grande successo la festa olandese del Giorno del Re, ovvero la commemorazione della nascita del re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi. Una festa, questa che si è svolta oggi al Belvedere, che è ritornata dopo 3 anni di stop forzato a causa della pandemia. L'evento è stato organizzato dalla Proloco e dal Circolo Olandese per l'Italia Settentrionale, in collaborazione con gli alpini di Azzate. Tanti visitatori. Siamo molto soddisfatti per l'affluenza. Alle 16 erano già oltre 400 le presenze, le parole di Nicola Tucci, il presidente della Proloco di Azzate. Per tutta la durata della festa è stato possibile gustare le specialità tipiche olandesi. Spazio però anche alla musica, con esibizioni live e intrattenimento e giochi per i più piccini. Ora la pagina sportiva. Cominciamo con il volley. L'UIBA scende in campo per accedere alla Challenge Cup, il servizio di Samantha Pini.
A una decina di giorni di distanza dall'eliminazione dei quarti di finale scudetto per mano di Conegliano, l'UIBA si tuffa in un altro tipo di play-off, quelli che mettono in palio un posto nella prossima Challenge Cup, per importanza la terza competizione europea per club. Domani alle 18 alla Ework Arena la squadra di Marco Musso attende Firenze, già vittoriosa contro Chieri nel primo turno del girone A del round robin per la Challenge. Per tenere accese le speranze di qualificazione, Busto Arsizio dovrà battere la squadra dell'ex coach Parisi, per poi giocarsi tutto nell'ultimo turno di mercoledì prossimo in trasferta a Chieri. Le prime classificate dei due gironi, nel B Casalmaggiore, Bergamo e Pinerolo, si sfideranno in gara secca domenica 7 maggio. Qualche problema di formazione per l'UIBA, con un 6+1 che sarà tutto da scoprire, a causa dei problemi fisici di Rosamaria, Zannoni, Battista e Bressan. Solo la rifinitura di domani mattina potrà sciogliere gli ultimi dubbi. Calcio, ultima giornata in Serie D, Varese cerca la sicurezza dei play-out. L'analisi di Silvio Tranquillini, immagini di Agenzia Blitz. È una giornata cruciale quella di domani per il Città di Varese. Dalle ore 15 ad Adro nel Bresciano, la squadra di Gianluca Porro, corroborata dalla vittoria di domenica scorsa contro la Folgore Caratese, affronta l'ambizioso Franciacorta dell'ex tecnico del Legnano Marco Sgro. La missione dei biancorossi sul campo di una squadra che punta ai play-off è quella di vincere per blindare i play-out, scongiurando una volta per tutte il rischio di retrocessione diretta, ma anche con l'obiettivo di provare a regalarsi il fattore campo e 2 risultati su 3 nella post-season che vale la salvezza. I destini di Monticone e compagni, che saranno sostenuti da quasi 200 tifosi che hanno organizzato la trasferta, saranno incrociati con quelli della vetta della classifica. All'ultima giornata, infatti, ci sarà al Franco Ossola la supersfida con il Lumezzane, domani impegnato contro la già retrocessa Caronnese, e Città di Varese si augura di trovarsi di fronte a una squadra appagata dalla promozione in Serie C che potrebbe arrivare già domani. Ma prima c'è il Franciacorta e i biancorossi vogliono regalarsi un brindisi da salvezza. Chiudiamo con il basket. Domani è il giorno della salvezza per la Open Job Metis, tutto esaurito al Lino Oldrini, per la partita contro Scapati. Giuseppe Sciascia ci racconta le ultime dallo spogliatoio biancorosso. L'Open Job Metis chiede strada a Scafati per mettere al riparo la permanenza in Serie A e iniziare a programmare il futuro dopo lo tsunami del caso Tepic. Domani, domenica 30 aprile, la formazione di Matt Brasi ospiterà la Givova. 21 punti per Varese dopo il meno 11 irrogato dalla Corte d'Appello federale, riducendo di 5 punti nella penalizzazione che l'ha fatta salire in classifica dal 16° al 12° posto. Però non ha ancora garantito la salvezza aritmetica ai biancorossi, che dovranno battere i Campani in serie positiva negli ultimi turni, con tanti giocatori di grande esperienza, con tricolori alle spalle come David Logan e Julian Stone, nella più classica delle partite senza domani. A Varese servono 2 punti per mettersi al riparo. Tra domani contro Scafati e il 7 maggio sul campo della Virtus Bologna è palese ed evidente qual è la partita più facile delle due. Per Varese però non sarà facile, anche in virtù di qualche acciacco. In settimana si è fermato Jaron Johnson, un problema muscolare la cui entità è tutta da valutare, ma potrebbe non essere al meglio. C'è la possibilità di rivedere in panchina almeno per qualche minuto Justin Reyes, che invece ha dato la disponibilità a scendere in campo dopo 3 settimane di stop per i problemi al ginocchio. La squadra andrà in campo con la necessità di vincere, ma il pubblico sicuramente non vuole perdere l'occasione di salutare e dare entusiasmi a un gruppo di cui si è letteralmente innamorato. La volontà è quella di vincere per poi affrontare tutte le problematiche relative al futuro. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.